Presidente, per chiudere l'argomento Xen, no? Osservando lo statuto dello Xen e quello della Lega Calcio Friuli Collinari, in ottica di politica sportiva, pensa che gli ideali su cui si fondano siano simili, cioè sono speculari, possono convivere? Ma sono esattamente, non dico identici, ma quasi, perché proprio la Lega Calcio si basa sul fair play, rispetto all'amatorialità, sul rispetto delle regole. Difatti c'è il premio fair play che io apprezzo molto, dove viene premiato proprio i comportamenti migliori in campo, per cui c'è anche un'educazione, una visione dello sport che combacia esattamente con quello che promuoviamo noi sul territorio. Bene, allora a questo punto possiamo passare così al Presidente della Lega Calcio Friuli Collinari, che quest'anno finisce il suo mandato. Corrado, quest'anno siamo a fine mandato, no? Come è andato in linee generali questo triennio? Ma diciamo che senz'altro sono molto soddisfatto del triennio che comunque andiamo a concludere fra qualche mese. Il programma che avevamo stabilito praticamente è stato raggiunto, o comunque avremo modo di finalizzarlo in ogni suo aspetto. Parlo anche, per dire, di corsi che stiamo attuando in questo momento, parlo di ricerca di collaboratori, anche questo un obiettivo andato a buon fine, parlo anche di un incremento di quello che è il settore arbitrale, è importantissimo fattore informatico che permette alle squadre di avvalersi di strumenti che realmente sono molto, molto semplici, avendo raggiunto un grado di definizione molto elevato. E così una curiosità, no? Tempo fa ti eri pronunciato dicendo che non ti saresti più ricandidato, ora pare che qualche spiraglio ci sia di nuovo e per cui tu pensi di ricandidarti quest'anno e se sì, cos'è cambiato rispetto a quel periodo in cui hai fatto questo tipo di dichiarazione? Diciamo pure che è cambiato poco. 3 anni fa pensavo che ci dovesse essere un presidente senz'altro più giovane, che avesse comunque la stima dei più, che fosse senz'altro più idoneo, diciamo pure, a recuperare tutte le caratteristiche di questa posizione. Poi parlando sia con i collaboratori che con le persone, dirigenti atleti che sono più vicini a me in quanto li conosco da tanti anni, avendo fatto anche parte del settore arbitrale e di conseguenza arbitro sui campi, tranne per il fattore di età gli altri elementi praticamente mi contraddistinguono ancora. Dal 1986, quando ho scoperto la Lega Calcio Friuli Collinare, sono stato sempre attivo e per cui un ripensamento, però indubbiamente il mandato successivo, ammesso che l'Assemblea appunto sia gradito all'Assemblea, sarà nella ricerca realmente del successore per il futuro della Lega Calcio. Giuliano Clinori prima parlava di educazione allo sport, la Lega Calcio con le sue norme cerca di educare allo sport, no? La Coppa Disciplina quindi ha un grande significato nella filosofia sportiva della Lega Calcio Friuli Collinare. Cos'è che vi ha spinto, diciamo, verso questa direzione? Tutto nasce con il Collinare, gli operatori, gli operativi da sempre hanno mantenuto una linea di condotta tendente alla premialità del fair play, degli atteggiamenti positivi in campo degli atleti e comunque di tutti coloro i quali che sono attori in questo mondo, e come diceva anche il Clinori, Giuliano prima, tutto finalizzato con i premi fair play che siamo entusiasti di consegnare ogni anno, cercando sempre delle motivazioni che facciano emergere questa problematica in un modo molto, molto affermativo, molto positivo. E la Lega Calcio sulla filosofia, diciamo, lega anche, come dire, le sue fondamenta. E con questa trasmissione inizieremo a proporre alcune pillole, no, legate alla filosofia sportiva Lega Calcio, così ci insegna un attimino qual è il modo di vedere la Lega Calcio attraverso le regole l'avvocato Fabrizio Petoello. Parliamo di amatorialità. Qual è la filosofia che la rappresenta?
La materialità è un concetto non sempre chiaro e comunque può essere interpretato in diversi modi. Sicuramente quello della Lega Calcio è un modo originale. Per noi amatorialità significa l'assenza del vincolo. Per noi al centro del nostro mondo è l'individuo, non l'associazione. E quindi favoriamo la libera circolazione dell'individuo, nel senso che questo può partecipare con più squadre durante la stagione sportiva e giocare con più squadre, purché non nella stessa manifestazione. Dall'altra parte sappiamo che in altre organizzazioni quello che è al centro invece è l'associazione, che comunque è un soggetto importante nel mondo sportivo. Per cui anche l'associazione in un certo senso deve essere garantita, ma non sicuramente a nostro avviso con il vincolo. Il vincolo sportivo è un fortissimo limite alla capacità espressiva dell'individuo, alla capacità di partecipare, la possibilità di partecipare nelle forme, nei modi che vuole, e quindi siccome per noi l'individuo è al centro del nostro mondo, l'individuo deve essere libero di giocare con chi gli pare e piace senza dover rendere conto a nessuno, e questo lo può fare anche all'interno, come dicevo, della stessa manifestazione, giocando con più squadre. Non può giocare invece nello stesso campionato, perché ovviamente siccome anche i nostri campionati prevedono i play-off, ci sarebbe la possibilità che le sue squadre si possano incontrare. Quindi questo è un primo temperamento del principio della libera circolazione. Ed è un principio, quello della libera circolazione, che trova anche altri temperamenti, e cioè quello di dare la possibilità di favorire l'adesione, ma volontaria e libera, dell'individuo all'associazione. Presidente, quest'anno c'è una novità, sono nati i cosiddetti crediti formativi, ci sono corsi sulla normativa, ci sono corsi sulla parte medica, ci sono parecchi tipi di iniziative che la Lega Calcio ha fatto e sta proponendo. Come mai? Cioè, diamo una motivazione a questo tipo di iniziative? Innanzitutto perché, come dicevo prima, erano nel programma stabilito già 3 anni fa, e poi perché comunque abbiamo sempre un'attenzione notevolissima nei confronti di tutti i nostri tesserati, di tutti i nostri associati, e mettiamo a disposizione di quelli che sono gli attori, parlo di atleti, dirigenti, arbitri, osservatori speciali di Lega, tutta una serie di nozioni utili per quello che riguarda non solo il benessere di ciascuno dei partecipanti, ma anche la possibilità di districarsi fra quelle che sono le norme che comunque ci governano, uno stato di senz'altro di fattori positivi che dovrebbero coinvolgere senz'altro e molto di più gli atleti in particolare. Presidente, durante il tuo mandato una delle novità tecniche più importanti è stato l'avvento del cartellino verde. Allora, intanto perché è un cartellino verde, e secondo motivo ci spieghi un attimino come funziona, perché c'è molta curiosità dietro a questo terzo cartellino dato agli arbitri. Sì, il cartellino verde ha un significato che comunque esula da una condizione negativa in funzione del regolamento del gioco del calcio. Il cartellino verde rappresenta solamente un automatismo relativo al far sì che un giocatore, un atleta soggetto a doppia ammonizione, di conseguenza cartellino giallo, venga espulso. L'espulsione non è così penalizzante come qualche anno fa. Pensiamo che un atteggiamento di questo tipo possa essere utile sia per la squadra, che con un'espulsione a seguito di cartellino verde può reintegrare il giocatore, mentre diamo anche una mano all'arbitro, in quanto abbiamo visto e ne abbiamo esperienza a tutti i livelli di settore arbitrale, che è molto difficile, dopo aver già ammonito un atleta, far sì che lo stesso venga soggetto a un'ulteriore ammonizione. Di conseguenza una squadra reintegra e l'arbitro è molto più sereno nel giudicare gli atteggiamenti.
L'hanno digerito bene, così in sintesi, i giocatori e arbitri? E l'hanno digerito bene, anche se tantissimi atleti non hanno ancora recuperato l'esatto significato, anche perché probabilmente non c'è stata una comunicazione particolare fra dirigenti e atleti, mentre purtroppo ancora, specialmente un arbitro, perché è un caso anche recentissimo, ha avuto delle difficoltà ad applicare questa nuova norma. Io avevo preparato una serie di domande ancora un po' più impegnative, però i tempi tecnici della trasmissione ci inducono a chiudere, per cui ringraziamo tutti i telespettatori che ci hanno seguito e diamo appuntamento alla prossima settimana con Friulandia, lo sport tra gli amatori. Buona serata a tutti.